occhi di suona nera, appassionata, cade non male la dolcezza vita, perché questi guardate che facete, voi non prasete un piede ma picciata, vi manca la parola e mi parlate, pare che senza lacrime ti annite, di sta faccella bianca, anima siete, occhi belli, occhi dolci, occhi affatati. Voi, che insieme alle sciure vi rapite, e insieme con le sciure vi insalvate, sciure di passione. Voi, sentimenti degli innamorati, ma vita fatta male, e lo sapete, occhi di suona nera, appassionati. Vorrei ringraziare senza stabilire ordini di importanza e scusandomi con chi dimenticherò, perché purtroppo avevo soggetto a questo, e Nicoletta Chiaromonte, che sta sempre risposta, con lo spettacolo di edizione sulla poesia e la canzone napoletana. Adesso si farà anche all'estero, cioè al mio paese, 2 di luglio. E ringrazio la Piera Costantino, la direttrice della biblioteca Gianni Rodari, che è sempre presente alle nostre iniziative. Poi ringrazio Giuliana Dezio, l'attrice, e i poeti in ordine sparso e senza stabilire ordini di importanza, poeti e scrittori: Giovannini, Fanelli, Falco, Melis, Attolico, Meloni. Meloni forse non l'avete sentito nominare, ma un giovane poeta si farà. E naturalmente ringrazio Luigi Bonafini, che si sta accingendo all'edizione americana di quest'opera, che io consiglio, se volete gustare ancora meglio le poesie che avete ascoltato o che ascolterete. Basta acquistare il libro, fate un'opera buona. Quindi, questo è uno spot pubblicitario. La parola a Cosma. Grazie. Citato prima, che fa parte, diciamo, del nostro gruppo allargato, diciamo, e anche in versione schitellata, perché insieme con il Senato facciamo parte di una giuria di questo premio di poesia in dialetto, che promette bene. Quest'anno ha vinto una poetessa che scrive in dialetto, in patois e franco-provenzale, pensate un po'. Grazie Vincenzo. Io non ho 4 ore, mi pare di aver capito, vero? No, assolutamente no. 4 minuti. È stato già detto ampiamente, grazie alla conclusione di Dante Maffia, che non vedo da molto tempo, che mi fa piacere salutare questa sera. E allora mi limito a punteggiare e a ribadire e aggiungere qualche informazione che mi fa piacere. La prima l'avete già sentita, la prima cosa che volevo dire l'avete già sentita, ed è che di questo libro, questa antologia della poesia napoletana, sta per uscire un'edizione americana. Che vuol dire americana? Vuol dire intanto pubblicata in America, e che poi, oltre alla traduzione, ciascuna poesia, oltre alla traduzione italiana, ha una traduzione in inglese, e la cura, la parte inglese almeno curata tutta da Achille Bonafini, che io vorrei segnalare qui. Sembra, ma Achille Bonafini, perché Achille Serrao è uno stretto collaboratore di Bonafini, non da ieri, di Luigi Bonafini. Sì, Luigi Bonafini, d'accordo. E non da ieri, perché questo è un ennesimo libro che Luigi Bonafini e Achille Serrao svolgono insieme, fanno insieme. Io vorrei ricordare almeno altri 2 enormi, 2 libri di 400 pagine usciti in America. Un'antologia della poesia dialettale meridionale italiana, uscita alcuni anni fa, almeno 10 anni fa, ricordo che fu allora Luigi la recensì dell'Indice, e un secondo volume, poesia dell'Italia centro-settentrionale, dell'Italia settentrionale, un altro volume di 400 pagine
tutti e tre, introdendo questo, trilingui italiano, dialettale, gli originali dialettali, italiano e la traduzione inglese, e gran parte della traduzione inglese è svolta appunto da Luigi Bonafini, che è un gran traduttore inglese, se posso aggiungere questa informazione, traduttore perlomeno di quasi tutto Luzzi, vero Luigi? Sto per chiamarti Achille, tu non meravigliarti, compio 60 anni fra qualche mese, quindi questo dovrà tenere da me. E non solo Luzzi, ma anche Dino Campana. Tu hai tradotto in inglese tutte le poesie di Dino Campana, pregevoli traduzioni. Bene, questo libro sta per uscire anche in edizione americana e in lingua inglese, e la cosa mi ha coinvolto anche me in parte perché sono uno dei traduttori dei piccoli, il più piccolo forse, ho tradotto solo 4 poesie in inglese che Luigi ha messo al lavoro. Ma io vorrei dire un'altra cosa adesso, parlando della versione inglese di questo libro, dovuto a Bonafini e ad Achille, perché Achille ha fatto tutto ciò, ha fatto, credo, una scelta, la scelta di tutti i poeti. Uno dei traduttori inglesi di queste poesie napoletane, in napoletano, è una persona che abbiamo conosciuto l'anno scorso proprio qui in questa sala, e si chiama Joseph Tussiani. Beh, Bonafini gli ha chiesto di tradurre in inglese una serie di poeti, l'ho fatto lavorare tanto e generosamente Joseph Tussiani non si è tirato indietro. Uno dei poeti che Joseph Tussiani ha tradotto è Sgruttendio, il poeta Filippo Sgruttendio di Scafati. Sgruttendio. Beh, io sentivo allora, sono in contatto con lui, gli dissi: so che stai traducendo. Ha detto: sto traducendo un poeta barocco splendido. Il Tussiani, insegnante di letteratura italiana nelle università di New York, in varie università di New York e aree vicine a New York, non conosceva questo poeta, e della tradizione napoletana probabilmente conosceva quello che conosciamo tutti, ciò che conosciamo tutti, quindi di Giacomo il primo uomo, e poi gli autori delle canzoni, delle parole delle canzoni. Mi disse così: è un poeta splendido, è un poeta magnifico. Questo mi faceva riflettere, mi faceva riflettere su questa cosa. Quando prendiamo un libro come questo e lo scorriamo tutto dall'inizio alla fine, noi ci rendiamo conto del vizio d'origine, lasciatemelo chiamare vizio in senso bonario, della nostra educazione liceale o di scuola superiore, e non solo liceale, perché anche negli istituti tecnici si studia la letteratura italiana. Bene, noi abbiamo letto una storia della letteratura italiana basata sul toscano. Andando ad un libro come questo, e dico come questo, non potremmo dire anche siciliano, prima Dante Mafia ha fatto riferimento a alcune grandi aree di lunga storia di poesia dialettale, quella siciliana, quella veneta e quella milanese, per non dire quella romana. Un libro come questo ci fa rendere conto che esiste una tradizione, per quanto riguarda il napoletano, una tradizione parallela alla letteratura italiana, che pian piano probabilmente noi dovremmo far rientrare nell'orizzonte di studio e di insegnamento della lingua italiana. In un libro come questo, anche in una scelta stringata, una scelta abbastanza stringata come questa che ha fatto Achille Serrao, troviamo i moduli, per esempio i moduli barocchi del Seicento, o i moduli simbolisti nell'Ottocento, o i moduli neodialettali del Novecento, i moduli che ritroviamo, che studiamo, che leggiamo nella letteratura italiana. E il gioco è un po' è ambiguo, perché questi autori dal Cinquecento e poi erano persone colte che ricalcavano modelli italiani e modelli toscani, lasciatemi dire, italiani lo diciamo oggi, allora forse bisogna dire toscani, a base toscana. E quindi il gioco è ambiguo. Nel dialetto venivano schemi, modelli presi in prestito dal toscano per via del grande prestigio che la tradizione toscana aveva avuto dopo Dante, Petrarca e Boccaccio, soprattutto Petrarca.
la tradizione petrarchista. Per esempio negli autori del 500-600 che Achille ha selezionato abbiamo modelli di petrarchismo o antipetrarchismo. Io ne voglio dire uno solo, che è la poesia che piacque tanto, che è piaciuta tanto al traduttore Joseph Tusiani. Non mi ha alzato a leggere il dialetto, ma si chiama Geloso, esprime gelosia d'amore, è di Sgruttempio, di questo autore barocco napoletano chiamato Sgrutempio. Sì, la faccio leggere ad Achille in dialetto, gelosa sospezione d'amore, e dopo la commentiamo brevemente e poi studiamo. Lanciate dei messaggi, cioè, se volete che fate così, come fa più messo bene così. Io cava cecca con suo Mariella, lo piccerilla di Messer Martino, ma il figliolo, che era Cacariello, una bella cacca da facettazina, la fece gialla come un lupino e molla giusto come uno sciuscello. Sta cosa certo che lo Ceteriello non mi fa requia sera e mattina. Chissà se Giove per una fantasia come tinta una nuvola innamorata scendette insieme alla signora mia. La cosa, come dico, sarà stata. Per la caudere in mezzo a quella via, Giove scendette in una